tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento Contatto Sardegna. Veramente oggi andiamo in onda di giovedì, ormai sappiamo che le regole per noi praticamente non esistono. Unica certezza, in diretta dallo studio 1 di Torino, Alessandro Manno. Dallo studio 2 Emanuele Orru, sempre da Torino. E dallo studio 3 di Monserrato Piero Grimaldi. È collegato con noi da Alghero Alessandro Cocco, un nostro articolista, membro della nostra redazione. Ciao Alessandro, grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi ragazzi, buongiorno. Abbiamo come ospite uno degli anchorman, possiamo dire anchorman, sì dai, dei presentatori italiani che in questo momento hanno una trasmissione di talk show politico di cui tanto si parla in questo periodo. Nicola Porro, che è stato già ospite a Talk Sardegna. Buonasera e grazie per essere con noi stasera. Grazie a voi, ciao. Allora, io vorrei iniziare subito con una domanda che è anche abbastanza di stretta attualità, ossia il ruolo dei talk show nella narrazione di quello che succede. In un sacco come posso dire, di questi programmi sono venuti anche ospiti, personaggi che hanno lasciato un po' tutti in imbarazzo. Non per ultimo è stato il dentista col braccio in silicone, ospite a Giletti. Ecco, cosa ne pensa lei di questa deriva anche magari un pochino troppo spettacolarizzata, se vogliamo, che poi magari va a levare dei contenuti nei talk show politici? Secondo me ognuno vende la merce che c'ha, non sono molto interessato all'idea di quello che fanno gli altri, nel senso, non perché io sia molto concentrato su quello che facciamo noi, ognuno ha il suo prodotto, chi vuole portarsi il dentista, chi vuole portarsi l'urlatore di sinistra che provoca tutti, insomma non è che c'è o adottiamo il metodo Monti, per cui la somministrazione dell'informazione deve essere decisa da qualcuno in maniera antidemocratica, oppure sti talk show fanno spettacolo, sono su reti spettacolari e vengono pagati in funzione dello spettacolo che fanno, quindi è spettacolo, non è che io lo così. Poi se uno vuole un talk show più informativo, beh, insomma, ci sarà uno spazio di mercato per dei talk show più informativi e si ciuccerà quelli. Mi sembra di capire che le tribune politiche con i grandi politici della Prima Repubblica, tutti quanti incravattati, che noi facciamo quando ci sono le elezioni, fanno risicoli ascolti, quindi insomma, mettiamoci d'accordo quello che vogliamo. Se ci fosse lo spazio di quello che dice lei, secondo me ci sarebbe qualcuno che le occupa. Io nel mio piccolissimo cerco di fare un po' di informazione oltre che lo spettacolo. Certo, Manu. Sì, cambiamo argomento e parliamo di Presidente della Repubblica. In questi giorni uno dei nomi che si fa più spesso è quello di Berlusconi, ma nel frattempo c'è l'onorevole Salvini che bussa alle porte degli altri partiti, c'è la parola patriota che era stata sdoganata da Ciampi, ricordiamo partigiana, adesso sta diventando simbolo della destra. Secondo lei come andrà a finire e che tipo di situazione si verificherà tra qualche mese in Italia? Ma è molto difficile capire come andrà a finire, perché i Presidenti della Repubblica tradizionalmente vengono eletti proprio l'ultimo giorno, anche quelli che hanno le maggioranze più assolute, più straordinarie, poi alla fine c'è un accordo che si fa nell'ultimo momento, quindi è molto difficile dire quello che succede. Berlusconi è forse di tutti quelli di cui si parla in queste ore l'unico che si è davvero candidato, anche se finge di non averlo fatto. Quindi l'unico vero grande candidato oggi è Berlusconi e l'altro grande candidato è Mario Draghi, che non lo dice e soprattutto dalla sua ha una handicap fenomenale, che se venisse eletto Presidente della Repubblica non potrebbe contemporaneamente fare il Presidente del Consiglio e quindi creerebbe forse un problema di stabilità al governo e quindi a molti parlamentari che vorrebbero continuare a finire la legislatura. Quindi quello che posso dire è che oggi sono due candidati, uno che non vuole apparire Draghi, uno che vuole apparire Berlusconi, ma che i giochi si faranno veramente l'ultimo giorno, non gli ultimi giorni, l'ultimo giorno. Invece un altro argomento che è sempre caldissimo in Italia ed è il Green Pass. Il Green Pass crea tantissime discussioni in Italia perché ci sono chi è pro, chi è contro e vie di mezzo. Lei come si posiziona? Io sono contrarissimo, ma secondo me non pone nessuna discussione il Green Pass. Il Green Pass il 99,9% degli italiani lo vuole, e io sono nello 0,01 che non lo vuole. Gli italiani subiscono senza nessun problema e con grandissima tranquillità ogni violazione della loro libertà, perché hanno una paura, si cagano sotto come se fosse arrivata la peste, e non gli puoi dire che il 95% delle persone si prendono questa malattia non vanno manco in ospedale, non gli puoi dire che non è mortale come altre malattie, quindi
quindi io ho due sentimenti dentro di me. Il primo è quello di continuare a combattere spiegando che le libertà si perdono a piccoli passi, ma è una libertà, cioè me ne fotto, posso dirvi, no? Alla fine ho quasi deciso in maniera rassegnata di dire, ma sapete che c'è di nuovo? Ma fatevi togliere le vostre libertà, ma chi cazzo se ne frega? Io mi sono rotto le scatole di fare una battaglia solitaria, i miei amici sono tutti per il Green Pass, i miei amici quando prendono il Covid sembra che si sono presi un cazzo di tumore, i miei amici sono quelli che pensano che se uno è contro il Green Pass è anche contro il vaccino. Sapete che c'è di nuovo? Tenetevi il Green Pass, fate i servi e gli schiavi, dico agli italiani, come l'abbiamo fatto tante volte di fronte a delle scelte drastiche. I professori universitari firmarono il manifesto della razza, tranne pochi, lo firmarono, e io mi stupisco che gli italiani oggi siano per una cosa molto più leggera, molto più ragionevole come il Green Pass. E certo che sono tutti per il Green Pass. Oggi abbiamo deciso che per venire in Italia Speranza e Di Maio, che voi non portereste a casa neanche a mettere in ordine le lettere del vostro comodino, beh, insomma, Di Maio e Speranza hanno deciso che i vaccinati stranieri che dovessero venire in Italia hanno bisogno del tampone. Ma va benissimo, siamo tutti d'accordo. Guardate, sapete che succede? Oh, e siccome all'inferno si scende a piccoli passi, soltanto quelli che verranno egoisticamente toccati si incazzeranno. Oggi abbiamo diciamo, quelli che si occupano del turismo e che hanno a che fare con i terroristi stranieri che saranno arrabbiati, domani ci avremo i ristoratori, dopodomani ci sarà sempre qualcuno, dopodomani abbiamo invece i medici che non vogliono fare i vaccini o i poliziotti che non vogliono fare i vaccini e non vogliono il Green Pass. Ci sono una piccola Italia di corporazioni in cui l'unica corporazione che manca è quella delle nostre libertà. Comunque, Pensa che non so. comunque sia un minimo, il Green Pass abbia anche aiutato chi non voleva, che aveva un sentimento di non volersi vaccinare, a vaccinarsi. Beh, la risposta potrebbe essere anche sì, potrebbe anche essere sì. Molte persone io penso si siano vaccinate perché non avevano alternativa alla loro vita sociale se sul Green Pass e ti dico molto francamente che Giulio Tremonti quando introdusse l'inversione dell'onere della prova, di cui tutti ci rompono i coglioni oggi in materia fiscale, porca troia, fece esattamente la stessa cosa, no? Siccome ci sono in Italia degli evasori, come il virus, ci sono tantissimi evasori, che cazzo facciamo? Cosa facciamo? Beh, è semplicissimo cosa facciamo. Facciamo sì che tutti sono colpevoli e devono dimostrare la loro innocenza. Allora noi per far vaccinare il 2-3% in più di persone, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo distrutto le libertà di tutti gli altri. Ma va benissimo, ma guardate, va benissimo. Io mi sono preso una malattia, mi sono fatto il vaccino, io me ne fotto, ma voglio dire, chi se ne frega? Volete morire schiavi? Morite schiavi, io mi sento libero anche in questa schiavitù. Il punto fondamentale è, se tu vuoi far vaccinare persone, imponi una restrizione della libertà? Perfetto. Se tu vuoi limitare l'evasione, imponi una restrizione dei diritti processuali? Perfetto. Se tu domani non vuoi che ci siano persone che si chiamino papà o mamma, ti dici chiamateli genere 1, genere 1. Perfetto. Se tu domani non vuoi che uno abbia tendenze omosessuali? Perfetto. Ognuno c'ha il primo piccolo cluster di illiberalità. Finché non vi tocca a voi, non a voi te, siamo tutti contenti. C'è sempre un buon motivo per cui si scende all'inferno. Non è che uno dice, uè, stronzo, ti butto all'inferno. No, un buon motivo c'è. È chiaro che io vorrei che ci fosse più gente vaccinata. Che mi invento il coso, ma vorrei che ci fossero anche meno donne stuprate. Sapete che cosa facciamo? Prendiamo un cazzo di carabiniere e mettiamola a uscire con tutte le ragazze sopra i 16 anni. Beh, probabilmente eviteremmo gli stupri. Vogliamo questa società? Io sono abbastanza d'accordo, facciamolo. Allora, Alessandro. Mi collego al discorso che stiamo affrontando relativamente alle scelte sulla pandemia per portare la discussione su un aspetto un po' più politico, dottor Porro. Sono in pochi effettivamente che fanno le battaglie di cui parla lei. Qual è il futuro per un pensiero di questo tipo, di natura liberale, conservatrice? Alessandro, non c'è. No, ma non c'è. Il pensiero liberale, allora ci sono due tipi, cioè mettiamoci d'accordo. C'è un pensiero conservatore e di destra che è abbastanza trasversale nella nostra società e c'è sempre stato. C'è un pensiero liberale, liberista e libertario come il mio, che è minoritario e che pensa che l'unica possibilità di poter avere un futuro sia allearsi strettamente col pensiero conservatore di destra, perché le due minoranze si rafforzano l'una con l'altra e hanno molti più punti in contatto di quanto lo abbiano con la sinistra, anzi hanno
99 su 100, cioè le due impronte digitali sono identiche, sono figli della stessa cultura. Quindi io penso che esista questo patrimonio culturale in questo paese, però questo patrimonio culturale di questo paese alla fine si scontra sempre con un pragmatismo insopportabile, e il pragmatismo insopportabile, che è tipico però dei liberali, è quello per il quale, vi faccio un esempio, la cultura liberale speravo che urlasse contro i decreti di emergenza di Conte perché erano decreti di emergenza illiberali, e poi trovo Forza Italia e Lega che sono al governo e che ci spiegano che questo decreto di emergenza dopo 2 anni dall'inizio della pandemia non è più illiberale. Ragazzi, ma ci stiamo a prendere per i fondelli, cioè, che cosa è cambiato? È cambiato il governo, cioè, c'è soltanto la loro realpolitik che è cambiata. E vedete, non voglio neanche sembrare un Pierino, quando si governa si devono fare compromessi. Se volete, il limite del partito che oggi è all'opposizione è che il suo purismo lo rischia di farlo diventare la Le Pen francese, che non governerà mai perché non si è mai mischiata sui governi. Ma il punto non è questo. Il punto non è né il purismo di chi fa solo l'opposizione né i compromessi di chi sta al governo. Il punto è che c'è un paese vicino a noi che si chiama Germania, in cui i liberali sono entrati al governo, liberali che sono diversi dai nostri, e hanno detto lockdown 9, se lo volete fare il lockdown passa per il Parlamento, cioè hanno ristabilito delle regole di civiltà, di democrazia liberale. Quindi quello che sto semplicemente dicendo che c'è una minoranza di liberali in questo paese, e questa minoranza di liberali in questo paese, soprattutto nel momento in cui le libertà vengono attaccate per buoni motivi come il virus, il motivo è buono, lo capisco, non è un motivo, diciamo, assurdo, ma che pensate che il comunismo non nasceva da buone intenzioni? Cioè, l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Vogliamo tutte le persone più deboli che siano alzate nella loro condizione sociale. Chi non è d'accordo su questa cosa? Forse sull'impalcatura che loro hanno costruito lo sarei un po' di meno. Dottor Porro, sì, Manu, dimmi. No, prego. Non lo so, perché se avete altre domande, io figuratevi, mancherebbe. Una volta mi capita di avere il dottor Porro e quindi... Vai, libero. L'altra domanda che volevo fare era questa. Secondo lei in Italia cosa manca? Cioè, perché si parla di ripartenza, l'Italia che riparte, l'Italia che non riparte. Ma al nostro panettiere che sta sotto casa, ai mercati, questo non sta arrivando. Secondo lei quale dovrebbe essere la spinta propulsiva, tolto il PNRR, per far rilanciare anche la piccola Soltanto una. Guarda, io sono molto su questo tranchant. In Italia oggi non è che servono meno tasse, certo che farebbero bene, non è che serve una politica migliore, certo che servirebbe, non è che servono meno Green Pass, certo che servirebbe. L'unica cosa che noi dobbiamo batterci fino alla morte è meno regole, meno leggi, meno burocrazie, meno regolamenti. Lo Stato è stato organizzato da noi. Lo Stato è in funzione dei cittadini, non sono i cittadini in funzione dello Stato. Non mi ricorderò mai, non mi dimenticherò mai di dirla questa cosa. Noi, quando ci abbiamo e siamo fermati a un vigile urbano, o quando siamo fermati, o quando chiediamo un'autorizzazione, lo facciamo perché quella roba lì l'abbiamo costruita noi, non siamo noi gli schiavi di questo sistema. E oggi si è ribaltata completamente la cosa. Il cittadino è schiavo di questo organismo che ha preso vita propria, che si chiama lo Stato, e la vita la propria l'ha presa attraverso un software che si chiamano politici e burocrati, che sono imbarazzanti. Quindi è anche meglio rispetto perché oggi è manifesta la loro incapacità, e quindi, essendo manifesta incapacità, ci si rende anche conto della straordinaria situazione imbarazzante. Guardate che noi siamo partiti con le autorizzazioni con i DPCM e abbiamo detto vabbè, eravamo in emergenza, poi abbiamo fatto i droni sopra quelli che correvano, poi abbiamo fatto le zone gialle, rosse e verdi, poi abbiamo fatto le dichiarazioni sui vaccini che servivano o non servivano 55-65 anni, facendo un casino pazzesco, poi abbiamo fatto i lockdown parziali, poi abbiamo fatto i decreti di emergenza prorogati, poi abbiamo fatto il Green Pass, poi non contenti abbiamo fatto il Super Green Pass. Guardate che non ci fermiamo più. Adesso dal 1° gennaio, a proposito del 2022, avremo questo straordinario regolamento per le aziende che dovranno fare un ennesimo certificato per dimostrare che c'è parità di genere nella loro azienda. Ragazzi, fra un po' vi faranno un certificato per chiedere se all'interno di un'azienda quante persone si sono lavate i denti quel giorno, perché probabilmente il costo del sanitario dei dentisti nei prossimi 20 anni in dentiere sarà in funzione della nostra scarsa igiene orale. Cioè, hanno rotto veramente le scatole. Salutiamo la
democrazia. Prego Ale. Dottor Porro, allora io mi sono tenuto solamente l'ultima domanda, sappiamo che lei ovviamente è molto impegnato, quindi ha sicuramente altro da fare che stare qua a chiacchierare con noi. Le faccio l'ultima domanda, che è la più importante per quanto ci Vada. riguarda, ossia il nostro format si chiama l'aperitivo, perché andiamo in onda all'ora dell'aperitivo. Adesso io chiedo, se la trovassero per strada e le volessero offrire un aperitivo, quale sarebbe l'aperitivo che offrirebbero al dottor Porro? Chi me dovrebbe offrire a me? Non lo so, una persona che la vede per strada e vuole offrirle qualcosa. Ve lo dico subito, io mi prenderei una vodka tonic con 2 gocce di angostura, ma tanta me ne bevo, fino a che qualcuno non mi romperà i coglioni e mi dirà che non posso prendere la vodka tonic, perché io posso prendermi una vodka tonic ancora liberamente in questo paese, prendo sul serio il vostro aperitivo, non con motivi, diciamo, ma vi segnalo che forse non mi posso fare una sigaretta vicino alla vodka tonic se fossi in Nuova Zelanda, cioè non puoi fumare una sigaretta in Nuova Zelanda. Adesso io voglio farmi una bella vodkina dove cacchio mi pare, all'ora che mi pare e uccidermi come mi pare, va bene? Questo vorrei fare. Assolutamente sì, quindi signori, se dovete offrire Aspetta qualcosa al che dottor c'è Porro, che non andate in Nuova Zelanda a offrirgli l'aperitivo. Dimmi Ale. Ultima domanda flash per il dottor Porro. La comunità liberista libertaria italiana ci ha già provato una volta con un giornalista come frontrunner durante una campagna politica. Lei se la sentirebbe di Ma provarci? figurati, io non saprei amministrare il mio condominio, Alessandro. Io sono incapace di amministrare il mio condominio e peraltro sono convinto che neanche mi voterebbero all'interno del mio condominio. Cioè, la politica è un mestiere e io lo rispetto e lo devono fare dei professionisti e lo devono fare persone che dedicano il loro tempo al compromesso che secondo me in politica serve, eccetera. Io non sono un politico, io sono un giornalista, ho i miei pensieri, penso cose estremiste, la politica le deve realizzare. Difatti io do sempre il beneficio dell'inventario alla politica nei suoi comportamenti, perché è complicato fare la politica, però oltre un certo limite mi incazzo. E questo sembra che sia arrivato. Politica, guarda, politica è il sottoscritto, niente. Io voglio essere ubriaco di gin tonic senza che ci sia uno che mi fa la fotografia e mi dice che sto mandando a rotoli il paese. Voglio girare con, non so, una Lamborghini verde Pisello, vorrei andare in vacanza a Saint-Tropez e non soltanto a Oristano, e vorrei essere libero di fare quello che cavolo mi pare. La politica obiettivamente un po' ti comprime su queste cose, perché insomma devi avere anche degli atteggiamenti seri, sobri, che non mi appartengono. Perfetto, allora Ecco, e vorrei anche avere la laurea falsa, questo è il punto, bravo, capito? Vorrei anche avere 2 o 3 lauree false senza che qualcuno mi rompa le balle. Se io in fondo ci avessi 3 o 4 lauree false, ma cioè qualcuno potrebbe rompermi le balle. Se fai politica, certo che ti rompono le balle, perché non puoi averla, non puoi inventartela. Già è bello, è difficile averne una, figuriamoci 3. Ma sì. Fantastico. quindi ringraziamo il dottor Porro per Ciao essere ragazzi, stato con ciao, noi. grazie per l'invito. Arrivederci. Ringraziamo Alessandro Cocco per essere stato con noi. Ciao Ale. Grazie a voi. Saluto quindi da Alessandro Manno in diretta da Torino. Saluto da Emanuele Ru in diretta da Torino. E un saluto da Piero Grimaldi in diretta a Monserrato. E l'appuntamento, come sempre, per mercoledì prossimo. Forse potremo esserci tutti e tre insieme? Non lo so. Seguiteci e forse lo saprete. Buona serata a tutti quanti.